Al fianco della popolazione afghana, sabato 21 dalle 10 la manifestazione di solidarietà a Roma in Piazza della Repubblica per i corridoi umanitari come immediato sostegno alla società civile in lotta contro i talebani. Promuove così via social dalla sua pagina Facebook la mobilitazione a sostegno dei suoi connazionali, lo chef veneziano Ahmed Hamadi. Ci sarà anche lui, scrive. Doppio regalo per il giorno del suo compleanno oggi. La sorella Zara in salvo dai talebani che oggi a Roma continua il periodo di isolamento in quarantena, in attesa possa presto giungere a Venezia, dove il numero uno degli industriali veneziani si sta già mobilitando per il ricongiungimento e l'integrazione anche lavorativa della comunità afghana in Laguna. Vorremmo dare posto di lavoro agli afghani che vengono qui, dobbiamo far capire che questa è una comunità sociale, una comunità in grado di accogliere e di rigenerare e di dare il sogno al futuro ai nostri figli. Perché l'impresa si basa anche sulla solidarietà, come Marinesi, così anche il presidente del Consiglio regionale Veneto. Per Ciambetti, nella corsa all'ospitalità per i profughi afghani, necessario rivedere la reale efficacia di certe missioni internazionali, così nel ricordo di tanti militari italiani e veneti che hanno perso la vita nel territorio afghano. A Matteo Miotto, morto in Afghanistan qualche anno fa, e appunto l'amarezza nelle parole del papà di Matteo si sentiva tutta, ma ricordo abbiamo 53 militari italiani morti in questi 20 anni. Bambini e donne afghani, ora la priorità dell'accoglienza anche per il Veneto. Che in questo momento sono quelli che più soffrono.